Gloria al Signore. Apriamo la Bibbia, anche se si può seguire il testo sul monitor che viene proiettato. Vogliamo aprire in Matteo, capitolo 8. Leggeremo pochi versi, i primi 4 versi. È un breve racconto, un breve testo, un grande miracolo. Matteo capitolo 8, dal primo verso fino al verso 4. A Dio sia la gloria. Amen. Alleluia. Quando egli fu sceso dal monte, una gran folla lo seguì. Ed ecco un lebbroso, accostatosi, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Amen. E Gesù, stesa la mano, lo toccò, dicendo: lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla sua lebbra. E Gesù gli disse: guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta prescritta da Mosè, e ciò serva loro di testimonianza. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi pure. Gesù era salito su un monte e ha predicato quello che viene conosciuto come il sermone sul monte. E i capitoli precedenti sono gli argomenti che egli affronta quando predica a quella folla che lo ascolta. Parla delle beatitudini, inizia dal capitolo 5, no? Il sale della terra, luce del mondo. Parla della legge antica, dell'offesa, del perdono, l'adulterio, il giuramento, amare i propri nemici, fare le elemosine, istruisce sulla preghiera, parla del digiuno, parla che c'è un tesoro in cielo, parla di non giudicare gli altri, parla delle 2 case, tanti argomenti, un sermone vasto che tocca il cuore di tutta quella folla che era lì per ascoltarlo. Ma sceso dal monte, dopo aver predicato, tocca con mano il grande bisogno dell'umanità. Vedete, Gesù si limita non solo alla sua parola, che deve essere ascoltata, udita, meditata, recepita, compresa, assimilata, ma agisce anche in modo concreto. E ancora oggi Gesù è lo stesso. Amen. Ieri, oggi ed in eterno Gesù è lo stesso. Amen. Alleluia. Sceso dal monte iniziano i bisogni, tanti bisogni, ed ecco un lebbroso si accosta a Gesù e gli dice qualcosa che tocca il cuore di Gesù. Fa una richiesta che tocca il cuore di Gesù, tocca anche il mio cuore, leggendo questa richiesta. Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. E se tocca il mio cuore, posso fare ben poco. Ha toccato il cuore di Gesù che tutto può. Dopo aver ascoltato il suo sermone, la sua predicazione, quest'uomo viene spinto a parlare con Gesù. Lui crede già in Gesù. Vedete, questa richiesta è così profonda. Signore, se tu vuoi, tu puoi purificarmi.
intanto lo chiama già Signore. Egli riconosce che Gesù è il Signore. Amen. E dicendo questo, lui sa che tutto può, al di sopra di ogni malattia, di ogni circostanza avversa, di ogni ostacolo, al di sopra di ogni autorità, c'è Gesù, Amen. il Signore. Amen. Signore. Alleluia. Ma è molto profondo questo se vuoi. Amen. Alleluia. Com'è profondo. Se vuoi. Dietro questa richiesta c'è una vita, un vissuto di un uomo emarginato da tutti, un uomo invisibile, ma tutti avevano paura di lui, non considerato dalla società, non esisteva quasi, era lì ma stava per morire, era un morto che camminava. Doveva avvertire della sua presenza. Avevano dei sonagli, i lebbrosi erano vestiti in un modo particolare e dovevano avvertire della loro presenza affinché tutti potessero allontanarsi. Ma Gesù non si allontana da lui. Amen. Tutti si allontanavano da lui, ma Gesù no. C'è un vissuto di questo uomo caratterizzato veramente da tanto dolore, solitudine, non poteva parlare con nessuno, non poteva stare vicino a nessuno, non poteva avere un affetto, una persona da amare, nessuno, era lui da solo con se stesso. E immagino, dopo aver ascoltato quell'uomo con quel messaggio, dopo aver ascoltato Gesù, Alleluia. quella parola vivente, ha iniziato a mettere vita nel suo cuore. Alleluia. Ed è perciò che lui ha iniziato a credere e si accosta a Gesù. Signore, se tu vuoi, tu puoi purificarmi. Alleluia. Perché se tu vuoi? Perché non aveva più fiducia nelle persone. Nessuno aveva osato avere quella volontà di fare del bene comunque a quell'uomo. Perciò non credeva nella volontà delle persone, ma faceva un appello alla volontà del Signore. Alleluia. Se tu lo vuoi. Se non lo vuoi, io so che comunque tu lo puoi fare. Nel tuo potere c'è quello di purificarmi. Dipende se tu lo vuoi. Come dire, dipende se tu hai interesse per me. Amen. Amen. Perché non credeva nell'interesse delle persone. Nessuno si interessava a lui. E il 99% delle volte che ho evangelizzato, le persone mi hanno detto sempre: dite delle cose giuste. Io credo in Dio, ma Lui ha i Suoi da fare. Non bada a me. E invece questo è un concetto sbagliato, che siamo chiamati a contestare. Amen. Alleluia. Noi siamo chiamati ad aprire gli occhi ai ciechi. Amen. 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 Ma non perché è nelle nostre possibilità, è perché le persone non conoscono Gesù. Credono in Dio, ma non si fidano di Dio. Non vede il Signore. Lui ha i Suoi da fare nel cielo, ma qui sulla terra muoiono di fame le persone, si muore per le guerre, c'è omicidio, c'è cattiveria. Lui non si interessa a noi. No. E Dio si sta interessando a te. Amen.
Perché se sono qui ad annunciarti la parola di Dio, è perché Dio ti ama Alleluia. e si interessa a te. Amen. Amen. Alleluia. Dio prova interesse per l'umanità, si interessa per ogni uomo, per ogni donna. Non è disinteressato. E in questo episodio viene provato l'interesse del Signore per quell'uomo. Alleluia. Stesa la mano, lo toccò. Nessuno ti tocca? Ti tocco io. Che bello il tocco di Gesù. Amen. Lo hai sperimentato il tocco di Gesù? E se non lo hai sperimentato questa mattina, se tu lo vuoi, Gesù può toccare il tuo cuore. Amen. Amen. Alleluia, Gesù l'ha toccato, quell'uomo che non veniva toccato chissà da quanti anni. E lì ha avuto la prova che Gesù si interessa a lui. Alleluia. Il tocco. Sì, sono qui, ti tocco. Stesa la mano, lo toccò. E gli dice, io lo voglio. A me sii purificato. Alleluia. E leggiamo in quell'istante egli fu purificato dalla sua lebbra, dalla sua malattia. La lebbra che viene paragonata spiritualmente al peccato. In un istante il Signore può cambiare la tua vita. Amen. Non ti dico un secondo, un istante. Amen. In un attimo il Signore ha cambiato la mia vita. Alleluia. Ero triste, in un attimo ha messo la sua gioia. Alleluia. Gloria a Dio. E in un attimo il Signore può operare, se tu lo vuoi, nella tua vita, Amen. salvandoti da morte certa. E mi dirai, la morte è per tutti, certamente. Sì, ma non sto parlando della morte fisica. Sto parlando della morte spirituale. Alleluia di pietà. Come il peccato conduce a morte certa, spiritualmente parlando, così la lebbra conduceva a morte certa. Ma Gesù ha guarito quell'uomo, Alleluia. toccandolo, dandogli dimostrazione reale, concreta, che lui si interessa all'umanità, dandogli dimostrazione che Dio ha tanto amato il mondo, che ha mandato il suo figliolo, altro che non si interessa. Dio ha mandato Gesù, si interessa all'uomo, all'umanità, si interessa a te, giovane o adulto o grande o anziano che tu possa essere, adolescente, Dio si interessa a te. Gloria al Signore, amen. In un istante la vita di quell'uomo cambiò. E Gesù gli dice qualcosa che può essere incomprensibile. Guarda di non dirlo a nessuno. Non lo dire a nessuno che ti ho guarito. Ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta prescritta da Mosè. E ciò serva loro di testimonianza. Sapete, Gesù era contro la pubblicità. Perché molti lo seguivano, perché faceva dei miracoli. E una volta ricevuto il miracolo, grazie Gesù, ciao. Ognuno per la propria strada. Ma Gesù non voleva attirare l'attenzione con i miracoli. Gesù vuole essere amato per quello che Lui è. Amen. E riconosciuto per quello che Lui è. Amen. Principalmente. Poi il miracolo, gloria a Dio, Dio sa. Alleluia. Quell'uomo, in quanto lebbroso, non era accettato dalla società. E quando Gesù gli dice, guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote, solo in quel modo poteva essere riammesso nella società, perché Dio vuole che noi viviamo in questa società, facendo la differenza. Amen.
Amen. Amen. Ti hanno emarginato. C'era proprio un decreto del capo dei sacerdoti, della legge religiosa, e in qualche modo influenzava anche la legge civile. Si veniva emarginati, obbligati a indossare queste campanelle. Da quel momento eri lontano da tutti, non avevi più rapporti, nessuno poteva toccarti né vederti. Alleluia. Ma Gesù lo riammette anche nella società. Alleluia. Perché quando il Signore fa un miracolo, lo fa completo. Amen. Gloria a Dio. Conosco tanti che prima di incontrare Gesù vivevano una vita, tutti sapevano quello che era e tutti lo allontanavano. Un uomo in particolare, conosce anche mia moglie, prima di incontrare Gesù era un ladro, era di Catania e andava a casa delle persone e rubava tutto quello che poteva rubare. Era conosciuto e tutti avevano paura di lui. Ma ha incontrato Gesù, Gesù ha toccato il suo cuore e da uomo bruto che era è diventato un agnellino dolcissimo. E poi non sapete, andava in casa di quelli che lui si ricordava di aver rubato, aveva in casa il frigorifero che non era suo, l'aveva rubato, lo ha preso, gli suonava. Che c'è, che vuoi? Io ti ho rubato il frigorifero, tieni, sono venuto a riportartelo perché ho incontrato Gesù. Fatti veri. E così lampadai, tutto. Si è ricomprato tutto con i suoi soldi. Ha trovato un lavoro, lavorava, perché Dio dà anche una dignità. Amen. Bello, vero? Va, mostrati al sacerdote. Fatti vedere che non sei più impuro, così ti riammetterà nella società. E questo serva loro di testimonianza. La più bella testimonianza sei tu. Alleluia. Amen. Amen. Siamo una bella testimonianza. Amen. L'Apostolo Paolo dice: voi siete una lettera vivente, scritta da Dio Alleluia. per tutti gli uomini. Chi ti ha incontrato prima che tu conoscessi Gesù e ti conosce ora che hai incontrato Gesù, deve poter dire veramente il Signore può cambiare le persone. Amen. Amen. Guarda di non dirlo a nessuno, perché non voglio che le persone mi seguano, perché guarisco, io posso fare ogni cosa. Ci crediamo che il Signore può fare ogni cosa. Amen. 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 Ma fai una cosa, va, mostrati al sacerdote che ti veda adesso che sei guarito, non sei più impuro, ti riammetta nella società. Fai la tua offerta. Dobbiamo essere grati al Signore. Amen. Grazie Gesù. Amen. 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 E non possiamo dimenticare quello che eravamo e quello che siamo adesso. E quello che ancora possiamo essere, perché possiamo sempre migliorare. Anzi, dobbiamo crescere nelle vie del Signore. Amen. Amen. O no? Amen. Devi crescere ancora. Devo crescere nelle vie del Signore. Bisogna che cresciamo. Alleluia. Dobbiamo diminuire noi e far crescere Gesù in noi. Amen. È una bella richiesta che fece Giovanni il Battista. Fa che io diminuisca. E che tu cresca in me, Signore. Amen. Amen. Alleluia. E ciò serve loro di testimonianza. Gloria a Dio. Dio si interessa. Amen. E il mio pensiero vuole andare anche a qualche credente che è convinto che Dio l'abbia abbandonato, perché seppure credente pensa che tutto sia andato storto nella propria vita. Dio si interessa a te. Amen. Nonostante tutto, siccome quell'uomo riesce a dire: se vuoi, tu lo puoi fare,
accetta l'intervento del Signore nella tua vita e riconosci anche che molti errori sono frutto delle tue scelte. È troppo facile dare la colpa a Dio. È una cosa difficilissima riconoscere i propri errori. È vero? A volte facciamo entrare il Signore, come è giusto che sia, in ogni sfera della nostra vita, ma facciamolo entrare affinché Lui ci benedica, sia il Signore, noi riconosciamo la Sua guida, no? Ma certe volte, anche se non lo ammettiamo, diciamo: Signore, grazie, adesso ci penso io. Inconsapevolmente, umanamente parlando, è come se dicessimo al Signore: guarda, sta buono un attimo, ci penso io. E lì fai solo il più grande degli errori. Avvicinati al Signore. Amen. Signore, fino a questo momento la mia vita non è andata come volevo, ma fa che da oggi in poi vada come tu vuoi, Signore. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Possiamo dire grazie al Signore. Amen. Sapete, nella parola di Dio c'è scritto un verso che è molto bello, in Apocalisse. Chi ha orecchio da udire oda ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi? Amen.